programma Veneto Comunità che parte dai giovani, deve partire dai giovani? Deve partire dai giovani, avete ascoltato tantissime voci che vengono da diversi mondi, perché oggi abbiamo parlato di inclusione, di sociale, di ambiente, di futuro, di impresa, di sport, di scuola, di piano casa. Sono temi che riguardano direttamente una generazione che ha voglia di guardare al futuro con coraggio e che non si arrende. Abbiamo proposto un piano casa anche tramite le ATER regionali che utilizzi i fondi a disposizione del piano casa e possa implementare gli stessi con delle opportunità offerte dalla rigenerazione urbana per garantire ai giovani case a prezzi accessibili ma soprattutto ad affitti calmierati, ed è uno dei fattori di attrattività anche per quanto riguarda il mondo dell'impresa e ovviamente i lavoratori. Lei ha sottolineato che bisogna cambiare mentalità nel concetto di formazione, cioè non serve sempre la laurea, è un concetto forte questo. È un concetto forte, soprattutto io lo ribadisco da persona che ha avuto tutt'altro percorso. Io ho fatto il liceo, mi sono laureato, ho un percorso post lauream, ma sono il primo a dire che nel momento in cui in Veneto mancano 280.000 lavoratori qualificati nel 2030, abbiamo bisogno di integrare sempre di più le scuole di formazione professionale, le scuole di formazione tecnica con il mondo dell'impresa. Oggi un giovane che esce dagli istituti professionali, dagli istituti tecnici, è un giovane affermato e che deve essere valorizzato, tanto quanto un laureato. Credo che i giovani possano dimostrare con il proprio voto la voglia di guardare avanti e soprattutto di portare in politica temi concreti come quello della casa, il tema del lavoro, il tema delle imprese innovative. Abbiamo lanciato tantissimi punti su questo e vogliamo costruire insieme a loro un percorso che tenga in considerazione anche le nuove generazioni. L'immigrazione non può essere una soluzione strategica, è una soluzione che tra l'altro non tiene conto dell'importanza di integrare sempre di più le scuole di formazione professionale, le scuole di formazione tecnica con il mondo dell'impresa. Questa è la soluzione strategica per il futuro del nostro territorio. Ho proposto, per quanto riguarda l'immigrazione, il rilancio di quei progetti in loco nei paesi d'origine per formare manodopera qualificata in quei territori e poter eventualmente integrare chi viene qui con un contratto di lavoro. Solo così si potrà integrare, altrimenti si raccontano bugie e non si crea integrazione sociale.